Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati qui con noi, amici dell'oroscopo, pronti a sentire le ultime novità che hanno in serbo per noi le stelle di Radio.0 anche in questo inizio settimana. Partiamo subito dall'Ariete. Il vostro inizio settimana non vi entusiasma affatto, eppure a ben vedere avete tutte le carte in regola per affrontare ogni sfida a testa alta. Accumulate punti e metteteli da parte per quando ne avrete più bisogno. In questa fase tutto procede bene. Toro, giornata memorabile da incorniciare e da ricordare. Finalmente il peso delle vostre opinioni personali sarà tenuto in grande considerazione. Gli astri vi avvantaggiano in ogni cosa, consentendovi di prendere con facilità importanti decisioni. Gemelli, non contate soltanto sulla buona sorte. Se dovete affrontare un test o un esame, è meglio prepararvi adeguatamente senza tralasciare nulla. Se qualcuno tentasse di fare il furbo con voi, lo smascherereste in un attimo grazie al vostro acume. Cancro, una piccola remunerazione inaspettata non può che farvi piacere. Ringraziate il sestile del Sole con Urano che ci ha messo lo zampino. Volevate farvi un bel regaluccio per il vostro compleanno? Beh, forse ora ve lo potete proprio permettere. Leone, anche se la luna ancora per oggi non vi aiuta, la compagnia di Venere e Marte potrebbe essere un asso vincente nascosto nella manica. Sembra che il coraggio non vi manchi, siete in vena di romantiche, appassionate dichiarazioni d'amore. Vergine, per merito della luna in un cielo ancora amico, siete ben disposti a mollare i vostri freni inibitori e a concedervi qualche guizzo con la fantasia. Non vi fermate di fronte alle apparenze, spesso dietro una bucciatura si nasconde una morbida polpa. Bilancia, tutto sembra filare liscio come l'olio, ma nel momento decisivo potreste perdervi un po' dietro a qualche insolito pensiero fumoso. Vi occorre maggiore concentrazione se volete brillare e farvi notare per il vostro impegno personale. Scorpione, subissati dalle incombenze arretrate per via della luna nel Toro in opposizione, dovrete far fronte a un inizio settimana un po' stancante. Pochi sembrano accorgersi che forse vi occorre una mano e voi siete troppo orgogliosi per chiederla. Sagittario, l'armonia all'interno della coppia può essere raggiunta senza fatica in questo periodo grazie all'appoggio prezioso di Venere e di Marte. Tenete gli occhi ben aperti, dovete essere svelti a cogliere occasioni che potrebbero essere d'oro. Capricorno, in arrivo un pizzico di avventura con il trigono lunare a Plutone. Ora aspetta solo a voi scegliere se accettare o meno qualche piccolo rischio. Vorreste salvare sia la capra che i cavoli, ma probabilmente sarete messi di fronte a una scelta. Acquario, complice la luna in disarmonia, non avete voglia di controbattere. Saggia decisione alla fine, perché perdere tempo in sterili dibattiti. Dato che le energie non sono poi moltissime, fareste bene a portare a termine una cosa alla volta. E chiudiamo ancora con gli amici dei pesci. Viaggiate ad occhi aperti verso la meta desiderata e magari, considerata l'alleanza della luna con Nettuno, il sogno si trasformerà in realtà. Un pizzico di popolarità non guasta mai, ma vi sentite pronti a reggere la parte per lungo tempo? Ed è tutto quindi per oggi dalle stelle di Radio.0, che ritornano domani ancora con tutte le novità del giorno. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0